veneti e che vogliono l'indipendenza. Come abbiamo già fatto in altri spazi del palinsesto, anche oggi un'ora filata di filo diretto con voi, soprattutto se telefonate dal Veneto. Potete chiamare anche se chiamate da altre regioni, ma soprattutto dal Veneto. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io sono Torrido da Padova. Salve. Una domanda. Io ho scoperto che c'è un plebiscito che si può fare anche tramite computer. A voi risulta? Sì, ci risulta. Si chiama Plebiscito 2013, il sito è www.plebiscito2013.it. Si può andare a votare, scusate, tra online tra il 16 e il 21 marzo. È un'iniziativa sicuramente lodevole. Non è una cosa trasversale, non va bene così, allora no, è importante questo, ecco, che si sappia. La cosa non è una cosa, è una cosa che vuole la stessa cosa, vuole che il Veneto diventi una repubblica. Sì, ma magari domenica voi, perché i bambini devono andare in giro o che hanno degli impegni, lo possono fare da casa, è importante. No, ecco. E magari noi anziani possiamo andare ai gazebo. Hai detto giustamente questa cosa. Attenzione, sono due iniziative diverse. Quella lanciata il 1 e 2 marzo con la gazebata in cui si raccoglieranno le firme fisicamente, e quindi raccogliere le firme fisicamente e poi portarle in Regione Lombardia. C'è tutto un discorso anche di autenticazione, di ufficialità che comunque è maggiore rispetto sicuramente a quello che è un'ottima iniziativa, ma che è un plebiscito online e che quindi siamo a tecniche sperimentali. Il consiglio del conduttore di Radio Padania è: votate tutte e due. Andate al gazebo, ce ne sono tantissimi, li trovate sul sito www.firmaindipendenza.org e oggi sulla Padania pubblicati integralmente, siamo oltre a 400 in tutti i comuni del Veneto, secondo me ci sono. Sì. E quindi andate a firmare al gazebo, e poi se volete anche andare su www.plebiscito2013.eu potete sottoscrivere il plebiscito del Veneto anche lì, senza problemi. Speriamo che serva a qualcosa, perché se perdiamo questa volta qui è finita. Questa volta però, dopo le trasmissioni che abbiamo fatto in questi giorni, devo dire che il sentimento mi sembra positivo. Tutti i comuni, o tantissimi comuni, hanno adottato in consiglio comunale molto spesso all'unanimità la mozione per chiedere il referendum sull'indipendenza. Abbiamo sentito ieri tanti sindaci, li sentiremo ancora nei prossimi giorni, che appunto ci hanno raccontato come anche le opposizioni, le liste civiche, la gente del paese, a prescindere dall'appartenenza politica, si sia schierata a favore del referendum in tutti i paesi del Veneto. Quindi io penso che questa volta potrebbe anche essere la volta buona. E se non andiamo sulla Terza Repubblica, che ci fanno morire questi. E se non fosse, andremo avanti perché 1000 anni di storia, perché di questo stiamo parlando quando parliamo del Veneto, non vengono cancellati da 150 anni, peraltro sanciti con il famoso referendum plebiscito truffa, di cui abbiamo anche parlato ieri, del 1866. No, perché ci fanno venire nostalgia della canzone Non passi lo straniero. Quella volta forse lo straniero era meglio che fosse passato, saremo in Carinzia, staremo bene. Ecco, da questo punto di vista io consiglio a tutti il romanzo di Guido Morselli, autore varesotto peraltro, che si chiama Contropassato Prossimo, e appunto immagina una storia alternativa partendo proprio da lì, dal fatto che lo straniero fosse passato. E intanto, ascoltatore, la salutiamo perché abbiamo subito un'altra telefonata. Buongiorno a te. Pronto? Cadde, l'ascoltatore cadde. Intanto vi do qualche notizia. Io sono Marco Pinti, mi dicono sempre che bisogna presentarsi giustamente in radio anche solo per educazione, visto che sto entrando nelle vostre case, negli abitacoli delle vostre macchine. Non dico che devo togliere le scarpe, ma almeno dirvi chi sono penso che sia un gesto carino da parte mia. Un gesto carino lo poteva fare anche il sindaco di Roma, Ignazio Marino, magari tacendo oggi, sarebbe stato un bel tacer, invece ha fatto una grande sparata, una grande minaccia: da domenica blocco la città. Per marzo non ci saranno i soldi per i dipendenti, per il gasolio dei bus, per gli asili nido e per i rifiuti, e neanche per la santificazione dei 2 papi. Tutto questo perché è stato affondato per la seconda volta il decreto salva Roma, e quindi Marino minaccia sfracelli a Roma. Io da domenica blocco la città, ha dichiarato. Quindi le persone dovranno attrezzarsi. Fortunati i politici che hanno le auto blu, loro potranno continuare a girare, i romani no. E poi insomma se la prende con chi ha affossato il Salva Roma, eccetera eccetera. È entrato intanto in studio insieme a me il segretario federale della Lega, Matteo Salvini.
Eccoci. E andiamo a prendere delle altre Quindi telefonate. il sindaco di Roma blocca la città, ma vada via IP, ma vada via IP. Ha detto che blocca tutto. Ecco, bravo. Beh, la volta buona che... Buona giornata a tutti innanzitutto. Allora, abbiamo già 2 telefonate. Pronto? Pronto, Padania Libera, buongiorno signor Pinti, buongiorno Salvini, sono Maurizio Bustrasizio. A parte la sparata del sindaco che non lo riesco a capire, nel senso dice i soldi sono dei romani, se sono dei romani, allora le nostre tasse invece dovrebbero tornare in Lombardia e questo invece non lo dice nessuno. Volevo un'informazione solo, sapete, io sono un medico, ieri è un corso ASE che è stato, a parte presentato la nuova esenzione dei 14 per quanto riguarda la spesa farmaceutica, ma c'è stato anche prospettato che ci sarà una nuova esenzione che riguarda i figli dei clandestini. Sapete qualcosa di più preciso? Grazie. Grazie ai medici all'ascolto, non so, ci informiamo. L'esenzione dai ticket sui farmaci per 800.000 lombardi in più rispetto a prima? Sì, è una precisa scelta della Giunta Maroni. Quella dei figli clandestini escludo che sia una precisa scelta della Giunta Maroni, però sai mai che da Roma arrivino genialate varie ed eventuali. O dall'Europa, questa mi sa di direttiva europea. Non lo so, però verifichiamo onde evitare di sparare a caso. Mi raccomando, precedenza chi chiama dal Veneto. 0266203529. Io ho affinato il mio tour del fine settimana fra sabato e domenica, si comincia sabato mattina, Montecchio Maggiore, Bassano del Grappa, pranzo a Padova dove inauguriamo il comitato elettorale in Piazza delle Erbe, quindi in pieno centro. Poi nel pomeriggio alle 17 a Mogliano Veneto, aperitivo ad Arcade in provincia di Treviso, in serata cena per il Capodanno Veneto a Caorle in provincia di Venezia, si pernotta a Vittorio Veneto dove si comincia col gazebo la domenica mattina, alle 11:30 a Belluno e poi pranzo a seguire a Belluno. Nel pomeriggio ci trasferiamo in provincia di Verona, prima a Legnago e poi a San Pietro in Cariano. E poi chiudiamo, perché non sappiamo dove andare, alle 18 a Bolzano, dove inauguriamo la sede della Lega Nord, in via Rovigo 20, e quindi altro passo in avanti, e chiudiamo ad Arco, in provincia di Trento, dove eleggeranno il sindaco settimana prossima. Quindi un pomeriggio, 2 giorni di Veneto dalla mattina alla sera. Hai capito? Mi invedi un po'. Sì, un po' di e comunque il spritz, fatto che siano arrivati a 500 gazebo della Lega Nord in Veneto non c'erano da tempo, soprattutto per parlare di indipendenza, di futuro, di lavoro, di euro. Ma perché il passo oltre non è forse solo la Lega Nord che fa i gazebo, è il fatto che l'indipendenza ormai è una cosa che vuole il popolo in Veneto, è un po' il sentimento che ci siamo fatti Pronto? in questi giorni. Matteo, ciao, sei partito alla grande, speriamo tutti in te, telefono da Brescia. Io ho avvertito i miei parenti in Veneto. Vi prego, loro chiedono anche dei manifesti perché tanti non sanno niente, se non ascoltano Radio Padania non sanno niente. Raga, purtroppo i manifesti, non i manifesti ci sono, le affissioni pubbliche costano un occhio della testa, quindi noi usiamo voi per pubblicizzare. Detto questo, oggi pomeriggio sarò a Verona alle 16 in Piazza delle Erbe per una conferenza stampa di presentazione di questa cosa, quindi ci auguriamo che domani l'Arena di Verona, il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, il Gazzettino ne parlino, però appunto sarà difficile non vederli. Non so che meteo è previsto per sabato e domenica, qua piove ormai da 2 mesi, quindi probabilmente pioverà pure sabato e domenica, ma non ci ferma. Chi se ne frega, un po' d'acqua non ci ferma. Salva Roma abbiamo detto, rileggi... Allora, Salva Roma Marino ha detto che blocca la città, capito? E oggi in Senato, magari chiamiamo anche uno dei nostri senatori, stanno votando un'altra di quelle leggi per la serie vi piglio per il naso, 600 milioni di euro per rinnovare le missioni all'estero. Perché ci sono missioni ovunque, noi non riusciamo a difendere i confini del sud, ma facciamo missioni all'estero ovunque. Quindi cosa rispondete al sindaco di Roma Marino, che per colpa di quei cattivoni della Lega non avrà 500 milioni di euro in regalo e quindi dice, cos'è che dice? Blocca gli asili. Cos'è sta roba? Sergio Divina dal Senato, quindi proviamo a mandare 2 minuti in diretta al Senato, poi però riapriamo le linee a vostra disposizione in diretta e senza filtri, anche se ci seguite da Roma, perché la battaglia della Lega evidentemente non è contro i cittadini romani, ma è contro una politica che ha creato un buco di 10 miliardi di euro. Adesso che poi il sindaco di Roma dica ridare a Roma ciò che è di Roma, il debito, il buco, tienti 10 miliardi di buco, voglio dire, e invita i romani a imitare i forconi. Questo è veramente fuori di testa, quindi, perché per una volta tanto, grazie all'opposizione della Lega, non gli ha fatto il solito regalo, vuole prendere il forcone, e invece cominciare a pagare i debiti? No? Infatti oggi ha minacciato, cosa devo fare? Far fallire le municipalizzate? No, paga i debiti.
Paga i debiti. 0266203529 in diretta senza filtri, come se dall'altra parte del telefono ci fosse il sindaco di Roma. Intanto andiamo al Senato. Era il fatto accaduto su acque internazionali e oggi siamo lasciati soli, abbandonati, i nostri militari in questo caso, e l'Italia che deve quasi difendersi per dimostrare di non essere una nazione di terroristi, perché si sta rischiando un'incriminazione per terrorismo internazionale. Anche qua verrebbe da dire, come tanti in quest'Aula hanno detto, lasciamo tutto e vediamo cosa succede. Un'azione di una rivendicazione, una minaccia propria e impropria, ma anche questa abbiamo visto che è stata del tutto vanificata. Le micropresenze, l'avremmo detto non so quante volte, ha senso avere piccole pattuglie, e qui abbiamo nell'area del Niger Sahel 27 unità tra Mali, Niger, Sahel, abbiamo 5 presenze di militari in Bosnia, 4 in Georgia, 1 a Rafah, 3 ad Hebron in Palestina, 4 a Cipro, e potremmo elencare dal Sud Sudan al Darfur, eccetera, eccetera. La logistica probabilmente ha costi maggiori che non la presenza dei militari, perché probabilmente se hai dei militari dovrai avere un ufficio di riferimento, dovrai avere un sistema di logistica, un sistema di assistenza, che fossero 1, fossero 2, fossero 100, probabilmente quella struttura la devi mantenere. Ha ancora senso mantenere questo, lo possiamo definire sistema di antenne, di monitoraggio, ma con i sistemi informatici. Ecco, vedete, le missioni internazionali, ne avevamo parlato anche un paio di giorni fa, vedendo il costo preciso, stiamo parlando di migliaia di euro per un'ora di volo dell'elicottero, decine di migliaia di euro per un'ora di navigazione delle corazzate, delle fregate, di tutte le navi, anche solo dell'operazione Mare Nostrum, poi, senza parlare poi dei costi in termini di vite umane. Abbiamo sviscerato anche questo e lo continueremo a fare comunque durante le nostre trasmissioni, anche facendo degli approfondimenti, perché quello che cerchiamo di fare è sempre quello di darvi quell'informazione magari un po' in più rispetto a quella che trovate nelle prime pagine dei giornali. Intanto sono arrivate 2 telefonate, mi raccomando, soprattutto i veneti all'ascolto, fatevi sentire. 0266 20 35 29. Pronto? Pronto, senti una cosa, io non sono veneta, sono dell'Alto Milanese Legnano, mi chiamo Silvana, e dato che io sono in Veneto, io posso votare? Cioè andare a votare. Io sono in Veneto a fine settimana, sono a Venezia precisamente. Ma io credo di sì. Matteo può andare a firmare anche se non è veneta? Assolutamente sì, basta esistere, basta esistere. Poi, benissimo. E aspettiamo, grazie, tanti veneti che non votano Lega, perché non è una roba per leghisti, è una roba per veneti. Il Veneto ogni anno versa a Roma, a proposito del sindaco di Roma, 20 miliardi di euro in più rispetto a quelli che tornano indietro. Questi sono numeri nero su bianco. Ai gazebo ci saranno di distribuzione tanti numeri, tante date, tante proposte, tanti suggerimenti. Non è solo una protesta, ma è anche una proposta, nel senso che l'indipendenza conviene, l'indipendenza è futuro, non è una roba del passato. A maggior ragione, visto che il sindaco di Roma dice: se non mi date i soldi blocco la città. Pronto? Pronto, buongiorno. Sono contenta di poter parlare con Salvini. Buongiorno. Con il signor Salvini. Chiamo dalla provincia di Milano. Volevo farle tantissimi complimenti, perché come si pone con le trasmissioni quando lo fanno partecipare. Io l'ho visto ieri sera alla Gabbia e si è comportato veramente in modo eccellente. Volevo fargli i complimenti di andare avanti così, e se posso darle un piccolo umile suggerimento, una cosa che io sento profondamente, di portare avanti le iniziative che sta facendo la Russia. Noi dobbiamo rimanere vicino alla Russia, perché la Russia è forse l'unica in tutto il mondo che porta avanti determinati valori, determinati principi, alla quale io sono molto sensibile. Ecco, stiamogli vicino e cerchiamo di collaborare sempre di più. Comunque avanti così, grazie, buongiorno, grazie. Grazie, però noi dipendiamo da voi, perché appunto molti dicono: dovete fare più pubblicità, fate gli spot televisivi, fate i grandi manifesti, e qua sono milioni di euro
che PD e Forza Italia si potranno permettere di spendere in campagna elettorale. Noi conteremo su di voi. Le televisioni ci daranno sempre meno spazio e quindi i nostri megafoni, se credete in quello che dite, in quello che diciamo, sarete voi. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, in onda. Sì, buongiorno, sono Giusy di Varese. Io vorrei dare un consiglio al sindaco di Roma, Marino. Se vuole incominciare a risanare i conti, dovrebbe innanzitutto vedere quanti effettivamente sono i dipendenti che servono al comune, alle sue municipalizzate, e senz'altro vedrà che ce ne sono 3-4 volte quelli che servono. Quindi, come al nord si ricorre alle casse integrazioni e contratti di solidarietà, passi anche lui ai contratti di solidarietà o addirittura ai part-time. Lì di mezza fa lavorare tutti a metà tempo e li paga a metà tempo. Cominceremmo a risparmiare noi e lui a sanare i debiti di Roma. Grazie. Carissimo, qua il Comune di Roma accumula centinaia di milioni di euro di debito ogni anno, e qua penso ai sindaci anche dei comuni piccolini che si fanno in 4 e si dannano l'anima e magari ci stanno ascoltando e che con 485 milioni di euro ci vanno avanti per un secolo. E invece ripeti la dichiarazione, perché veramente ha del delirante. Sono in Italia. Il sindaco della capitale dice: a Roma ciò che è di Roma. Da domenica blocco la città, i romani imitino i forconi. Sono veramente arrabbiato, anche i romani sono arrabbiati e hanno ragione. Ma dovrebbero essere arrabbiati. Chi è che ha fatto il sindaco di Roma coi Veltroni, con gli Alemanno, coi Rutelli? Insomma, si arrabbino con i loro amministratori, no? Con chi? Sì, sono loro che col destino cinico e baro che ha fatto il debito. Pronto? Pronto, sono in linea? Buongiorno. Sì. Ciao Matteo, senti, volevo farti i complimenti per questo nuovo corso della Lega che mi piace molto e mi convince. Per quanto riguarda il Piemonte però, ahimè, credo che ci sia tutto da azzerare e ripartire. Volevo dirti questo: ieri ho seguito la trasmissione La Gabbia e ho notato che, ahimè, sto referendum che volevano lanciare i 5 Stelle contro l'euro mi sembra un po' svanito. La risposta di Siviglia è stata, Siviglia come si chiamava, è stata una risposta molto molto vaga e mi sa che siamo soli su questo fronte. Però cosa mi dà fiducia sono le elezioni europee, quello che succederà sicuramente in Francia. Io credo che noi avremo solo da gagarci al fronte nazionale, perché la Marine Le Pen è veramente, secondo me, più di Putin la persona che potrà aiutarci a uscire da questa impasse. Grazie, ma in Piemonte ci ha pensato la magistratura ad azzerare tutto quanto. Qui si tratta di riprendersi quello che è nostro, anche perché, a proposito di bancarotta, la regione Piemonte a gestione di sinistra era sostanzialmente in bancarotta. Quindi grazie all'azione della Lega e del centrodestra si è salvata dalla bancarotta. Magari in Italia è meglio andare in bancarotta, perché poi ti regalano dei soldi. Però fra mille fatiche si è risanato un bilancio che era un disastro, tagliando anche di 30 milioni all'anno i costi della politica regionale. Poi è successo tutto quello che è successo, quindi in Piemonte secondo me bisogna riprendersi quello che spettava in base al libero voto dei cittadini piemontesi sull'euro. Ieri ho chiesto a questo deputato 5 Stelle, Carlo Sibiglia, ho detto: scusa, ma sì o no? Perché al di là dei ragionamenti, di principio, poi alla fine uno deve dire sì o no, non esiste il forse. Cioè, sei a favore dell'euro o sei contro l'euro? Ci teniamo l'euro o usciamo dall'euro? Sai cosa ha risposto? No. Ci ha pensato un po' e poi fa: mi devo informare. Come mi devo informare? Sì. Ma il Grillo ha fatto l'Europa, l'euro. Ma lì c'è un clima di terrore. Perché non era stato, no. non si era arrivato il permesso da casa legge. Non ce l'aveva nel software. Ma sei un parlamentare, ci sono le elezioni europee. Uno vale uno. Mi sa che uno vale un cazzo. La Lega dice, ha una linea ben precisa, e c'è il sito bastaeuro.org che peraltro ha avuto più di 150.000 visite in meno di una settimana, che sono numeri che per un sito, e quindi dice: fuori dall'euro riparte il lavoro e riparte la speranza. La linea è una linea chiara. La linea 5 Stelle è: mi devo informare. Ma gli hanno anche violato il sito, cioè loro che sono i paladini. Ma hai sentito che se ne sono andati altri 2 oggi? Sì, al minuto ormai. Quindi... Ma gli hanno violato il sito. Pare che le votazioni di ieri ma con tutto rispetto per chi ha votato 5 Stelle, ma anch'io gli voglio bene a quelli che hanno votato 5 Stelle, perché vaffanculo, tutti i politici ladri. Però non è che abbiamo chiesto un passaggio: cosa ne pensi delle brioche alla marmellata? Guarda, ci devo pensare. L'euro è uno dei principali problemi e mi devo informare, quindi non posso dire né sì né no. Perché il clima è di terrore, Teo, secondo me è quella la risposta. Vabbè, ti passo 2 telefonate, dai. Dai, prendiamo 2 telefonate. Pronto? Matteo!
Eccomi. Sono Tosca da Sanremo. Volevo dirti che mi fa impazzire quanto so che sei in televisione. Incomincio a chiamare tutte le mie amiche per dirgli. Guarda, oggi niente televisioni. Per oggi stamattina ho incontrato i lavoratori della Grati Bulloneria di Collegno. Oggi pomeriggio sono a Verona. Domani però ci facciamo nell'ordine. 1 mattina su Rai 1 alle 7:30. Va bene. Coffee break sulla 7 alle 9:15 e poi Canale Italia alle 11. Poi ti ho visto e poi in ufficio a lavorare. L'altro ieri, per la ministra che era incinta. Ah, la ministra incinta. Ma tutte quelle galline donne che erano tutte contrarie. A noi piacciono, noi amiamo i bimbi, le donne incinte, gli uomini incinti ancora non ci sono, però magari l'Europa in futuro proverà a fare una direttiva a favore degli uomini incinti. Il ragionamento è che siccome la gravidanza è la cosa più bella del mondo, diventare mamma è la cosa più bella del mondo, e Renzi ha detto che lui in 3 mesi fa tutto, e se hai al governo una ragazza incinta di 8 mesi probabilmente avrà qualche settimana di pausa. Ma speriamo anche. Ma speriamo che si goda anche il bimbo, esatto. E si goda la bimba. E quindi magari non sarà 24 ore su 24 al Ministero. Però a me poi magari penso male, a me è sembrato un filino uno spot. No. Come la Chienghe l'altra volta? Male, Come la Chienghe l'altra volta? Io penso male. Ah, tu dici che il governo giovane, sì. Vado in giro con la Smart. Esatto, troviamone una incinta. Dai, oh. No, però una che sponsorizza da Veltroni e da Napolitano, non è che avrebbero fatto volentieri il ministro, però non essendo sponsorizzate da Veltroni e Napolitano partivano un pochino più svantaggiate. Vediamo se arrivano delle telefonate. Matteo, Marco, prima delle prossime 2 chiamate, sentite l'accoglienza che la Treviso PD ha riservato a Matteo Renzi. Grazie Giulio, perché dopo che l'abbiamo sentita ieri vogliamo sentirla anche oggi. Renzi ha percorso le vie del centro storico di Treviso fino a Palazzo Rinaldi e esplode la protesta. Buffona, urla la gente. Ecco, il grande amore del popolo per Renzi. Intanto prendiamo 2 telefonate. Pronto? Buongiorno Matteo. Matteo in questo momento non è in studio, ci sono umilmente io, però scusa tanto, no, ma non puoi saperlo perché è la radio, quindi lui è uscito perché ha ricevuto una telefonata, ma è il bello della diretta e di Radio Padania. Certo, indubbiamente. Niente, Matteo volevo dire soltanto grazie, basta. Invece vorrei dare 2 consigli al sindaco ciclista. Il primo, visto che 60 milioni l'anno sono somma la truffa dei biglietti che hanno stampato doppi, no? Per rubare 60 milioni l'anno a chi comprava i biglietti per andare in giro per Roma, che cominci a chiedere a coloro che lui sa benissimo chi sono, che hanno fatto questa furbata di fottersi 60 milioni l'anno con biglietti fasulli, di farsi rendere quei soldi in primo luogo, e in secondo luogo di assumere Cota, il quale dopo 10 anni di furti, ruberie e quant'altro della sinistra a Torino, con bilanci disastrosi, per la prima volta dopo 10 anni è stato promosso, l'outlook è positivo e stabile da Moody's, per cui di assumere Cota. Arrivederci Marino, a noi buona Padania e secessione immediata, e buon lavoro ragazzi. Grazie. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto? Sì, sei in onda. Chi sei, da dove chiami? Sì, io chiamo dalla provincia di Novara, sono Emanuele. Vai, Emanuele. Novara. Senti, volevo chiedere, ma com'è possibile che un comune, una città come Roma, dove arrivano una fraccata di miliardi, dove si paga la tassa di soggiorno, dove ci sono milioni di turisti tutti gli anni, abbia questi debiti, ma perché non riescono ad amministrare i soldi, non so, non capisco come possa essere una cosa del genere. Poi mi sembra di aver sentito un'altra magagna giù in Sicilia, regione autonoma della Sicilia, che è successo qualche cosa anche lì nel palazzo della regione, ma tu mi sai dire qualcosa, perché sembra un'altra schifezza anche lì. Della Sicilia adesso faccio una verifica e ti faccio sapere cosa è successo, perché sai, con questo paese qua non riesci a stargli dietro. Io faccio il mio meglio, ragazzi, però ne spunta una al minuto qua. È vero, uno schifo. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Pronto? Sono in linea? Sì, sei tu.
Scusate, volevo chiedere alla Lega, anche a Matteo, ma è possibile bloccare questa ennesima porcata dell'aumento della benzina? Perché veramente proprio la ciliegina sulla torta, cioè veramente assurdo. Ma sai che è possibilissimo, Cioè, è assurdo, con ragazzi. visto che fanno i decreti su tutto, È assurdo, basterebbe fare un decreto, perché la gran parte del prezzo della benzina, ora non ti so dire la percentuale esatta, ma stiamo parlando di probabilmente oltre la metà o quasi la metà del prezzo della benzina, è tutta tassazione. Se potete fate qualcosa. E noi all'opposizione facciamo quello che si riesce a fare. La Lega all'opposizione è riuscita a bloccare il Salva Roma, ogni giorno vi diamo conto di quello che si fa, delle battaglie che si vincono, di quelle che si perdono, senza filtro come sempre e soprattutto sentendo la vostra voce. Certo, vi prego, fate qualcosa per cortesia. Noi proviamo a fare di tutto, la Lega prova a fare di tutto, poi ripeto, non molliamo, ecco, quello che possiamo fare è principalmente questo, promettere che non molliamo. Grazie. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Deve spegnere la radio. Pronto? Pronto? È in onda. Va bene, grazie. Deve spegnere la radio. Pronto? Pronto? Mi dica. No, mi dica lei, ha telefonato lei. Ah, sì, così. Aspetta. Senta, io volevo sapere solo un'informazione. Visto che noi stiamo, a parte tutti gli interventi che sono stati fatti, noi dobbiamo preparare le liste. Volevo chiedere se si sa qualche cosa di questa nuova normativa che doveva uscire sul numero di consiglieri per i comuni sotto i 3.000 abitanti. Ragazzi, io provo a fare tutto quello che mi chiedete, però fate conto che non è che sono un tuttologo, quindi la Pastore alle ore 16 vi darà questo tipo di risposte, glielo segnalerò. Comunque c'è stata una riduzione del numero dei consiglieri, perché capite bene che il taglio della politica è quello, no? Il taglio della politica è tagliare i consiglieri comunali a Montecchia di Crosara, perché lì lo spreco della politica. Lì fanno i 100 miliardi di euro, mi sembra. E lì la casta mira il comune di Oriago, il comune di Affi, e lì è la casta, il comune di Albaredo d'Adige che spreca i nostri soldi. Pronto? Salve, sono Carlo da Trieste. Salve Carlo. Viviamo giornate e tempi di magra e la concretezza e la serietà sono caratteristiche proprie dei popoli padani. Cioè ci si vanta di aver affossato il decreto Salva Roma per la seconda volta, dopo che il Parlamento ha perduto circa 10 giornate di lavori per arrivare a questa conclusione praticamente nulla, con il governo che ha già annunciato lo ripresenteremo e lo faremo approvare. Per cui l'azione della Lega concretamente è riuscita a far spendere 3 milioni al giorno, cioè 30 milioni per 10 giorni, 30 milioni di euro, vanamente, inutilmente, non c'è nulla di cui vantarsi. Grazie, buongiorno. Opinione curiosa, sono contento che sei rientrato. Non ho capito come che avrebbe Allora, fatto praticamente la Lega, facendo ostruzionismo su Salva Roma, esatto, ha fatto spendere dei soldi al Parlamento perché quindi era più conveniente dare 500 milioni di euro a Roma. Sì, perché noi abbiamo fatto spendere dei soldi al Parlamento che poverino si è dovuto occupare del Salva Roma e non sono riusciti a portarlo a casa. Ho capito, quindi chiamava da Trieste, sì, dove oggi c'è la Bora, sì, evidentemente, che sta soffiando forte. Quindi è meglio, quindi se domani riportano il Salva Roma in aula, magari con 1 miliardo per subito, Roma, è meglio tacere e così fai veloce. Ma poi perché solo 1 miliardo a Roma? Esatto, anzi, facciamo 2. Se gliene dai 5, così non lo riporti per i prossimi 5 anni e risparmiamo. Siamo a posto, è vero. Questo però ti dice come il tarlo al nord, sì, in casa di qualcuno è entrato. Perché adesso che dobbiamo far veloce a dare i soldi a Roma, Ti detto dirò. da Trieste, o è un romano travestito che... Fili diretti ne facciamo tanti, questa è una delle opinioni più... Ma come stai? Ma ascoltatore, come stai? Ma voglio dire... Ma io non lo so, guarda che qua quando fossimo a parlare del Salva Trieste, che la Lega ha boicottato, dico, vabbè, ci sta, che una Trieste si incazza, ci sta. Beh, un'opinione curiosa. Ma non è un'opinione curiosa, allora, è un'opinione campata per aria, non esiste. Io la trovo curiosa. Ma è curiosa. Pronto? Pronto? Buongiorno, io sono Berengario e telefono da Roma, mi ascolto tutti. Grande Berengario. Ma ti chiami Berengario veramente?
No, ovviamente no, ecco. è un nome nordico, mi piace, me lo tengo. Però vi ascolto tutte le mattine tramite streaming, perché qua ovviamente non arrivano le onde, quindi l'unico modo è quello. Però io volevo chiedere una roba. Ieri io ho fatto un colloquio con un piemontese, un compagno di lavoro, che mi ha raccontato che in Piemonte l'assessore alla sanità ha fatto una roba strana, ha chiesto alla Gabetti di valutare le strutture immobiliari, gliele voleva vendere per poi riaffittare. Ma è vera questa roba qua? E mi sembra un po' una cosa assurda. Guarda, ti ringrazio, Berengario Romano, per l'ascolto, per l'attenzione. A me piacerebbe avere delle frequenze a Roma, ma costano un occhio della testa e quindi non ce lo possiamo permettere, perché appunto a me spiace che ci vadano in mezzo i cittadini romani per degli amministratori incapaci. Questa mi arriva come prima tua notizia, che uno venda alla Gabetti Immobiliare, magari sui fascicoletti che ci sono fuori dalle edicole, degli ospedali, per poi riaffittarli, suppongo. Però verifichiamo. So che la sanità in Piemonte, con la giunta Bresso di sinistra, aveva dei numeri da collasso romani, appunto, da sanità del Lazio. Fortunatamente il trend si è invertito. Non mi sembrerebbe un'iniziativa brillante vendere, è quello che ha fatto il Corriere della Sera, secondo me, per fare un'operazione brillantissima, vendere la sede per poi riaffittarsela a prezzi enormi. Non mi sembra geniale per rientrare del buco, però proviamo a verificare. Ti ringraziamo per l'informazione. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno signor Matteo Salvini. Io mi chiamo Oscar, chiamo da Milano Sud Binasco. Mi sente? La sentiamo. Ascolta, io sono veneto, sono venuto a Milano nel 53, ero già leghista a quei tempi là, hai capito? 60 anni viva fa. la Lega e viva Matteo Salvini. Io che sono veneto posso votare ma a Milano non c'è delle cose, diciamo, di gazebo per andare a votare per il Veneto, no? Li facciamo in Veneto. Bene, un po' la ciulada. Scusa, sai quanti veneti c'è a Milano? Lo so, Oscar, ti ringraziamo per l'attenzione, però lo sforzo, anzi ringraziamo tutti i militanti, perché fare 500 gazebo in un fine settimana significa che ci sono alcune migliaia di uomini e donne che mettono a disposizione il loro tempo per la loro terra, e quindi quello che possono fare tutti i veneti fuori dal Veneto è di fare un colpo di telefono a casa e quindi dire: ragazzi, andate, anche perché sono firme simboliche però importanti, e quindi è chiaro che... Poi approfittiamo del segretario federale in onda. Qual è la punizione prevista per il militante che dà bidone all'ultimo minuto con scusa risibile? Diamo finalmente un segnale duro. Una pacca sulla spalla. Oh, che forte. Molto forte, molto forte. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì? Buongiorno, ciao Matteo, sono Giovanni Giuseppe di Varese. Prego. Volevo dirti, ma cioè per la Salva Roma, no? Sono stati, vorrebbero stanziare 500 milioni. 485. Sì, sì, circa, insomma. Ma stamattina il Buongiorno Cainarca ha detto che strutturalmente sono sempre 800 milioni minimo di debito all'anno che fa, no? Sì. Quando mai riusciranno a ripianarlo quel debito lì? Fra una settantina d'anni probabilmente, se vanno avanti di questo aumenterà sempre. Poi al sindaco di Roma darei un suggerimento, cioè di mettere come fanno qui al nord, di mettere delle tasse a scopo, no? È vero, bisogna dire che lì di tasse ne stanno aumentando a iosa, perché, ripeto, la mala amministrazione poi ricade sulle spalle dei cittadini, ma Renzi si è arrabbiato con Marino. Quindi... Si è irritato. Cioè, il sindaco di Roma ha detto blocco la città e Renzi si è irritato, ma Renzi non si irrita mai. Invece si è irritato. Renzi è sempre gioioso, gaudente, sorridente, va in giro a piedi, corre, va in bicicletta. Sulle acque anche. Esatto, mi sembra strano che Renzi si irriti. Renzi non si irrita mai. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Sì, Matteo? Prego. Ciao, sono Francesco Damatello, ci siamo visti a Palazzago domenica sera. Molto bene. Grandioso. Una domanda. Vabbè, io ti seguo ovunque, chiaramente quando posso. Una domanda. Della Glass-Steagall non se ne parla più? Della separazione delle banche, sì, assolutamente. Anzi, devo dire che Radio Padania Libera, Francesco, è una delle poche radio, ci hanno preso per matti, che parlava appunto di questa legge sul modello degli Stati Uniti che separa le banche d'affari dalle banche che dovrebbero essere banche,
e la Lega ha depositato, penso sia uno dei pochi movimenti politici che ha depositato un'iniziativa di legge in questo senso. Comunque Pinti se ne prende buona nota e abbiamo già toccato, torneremo a parlare, ne abbiamo parlato tante volte. Claudio Borghi e Nino Galloni. Ne abbiamo parlato tante volte, ma è giusto continuare a parlarne, certo, perché le banche sono uno dei principali problemi del paese. I romani imitino i forconi, dice il sindaco, però vadano a prendere i sindaci. Esatto. Io non li stuzzicherei così, perché i romani non è che sono poi stupidi. Pronto? Pronto? Salvini? Dica. Senti, io ti faccio una proposta. Prego. Digli a quel signor Renzi che in fondo non dispiace, però digli se ha il coraggio di fare una cosa giusta per tanta gente che non ha da mangiare. Digli così di rinunciare a quelli che prendono oltre 5.000 euro al mese puliti. Digli di rinunciare a un paio di mesi per aiutare quella gente lì, che forse prenderebbe un po' più di voti e faremmo una cosa giusta una volta tanto. Ciao Salvini! Ciao, anche se ti posso dire che il problema non è chiedere l'elemosina, il problema è che ad esempio l'Europa ci ha costretto a regalare 50 miliardi di euro agli altri stati per salvare le banche greche, francesi e tedesche. Quindi Renzi si può ridurre lo stipendio, per carità di Dio, però il problema è ridiscutere questi trattati europei e uscire da un vincolo mortale, perché non è andando a chiedere l'elemosina che possiamo rilanciare la nostra economia. Pronto? Si spenga la radio. È in diretta. Allora, mi raccomando, Allora, quell'iniziativa sulla macro regione ha qualcosa con quello che state dicendo alla televisione oppure è un'altra iniziativa? In che senso con quello che stiamo dicendo? Praticamente ho letto da qualche parte, sì, che c'è anche un'iniziativa intesa a andare alla macro regione. Sì, no, ma quelli sono accordi che si stanno già facendo con Piemonte e con Veneto sulle ferrovie, sull'agricoltura, sull'artigianato, sui trasporti. No, però con referendum per l'indipendenza del Veneto, no, quella è un'altra roba, quella è la richiesta. Per la Lombardia quando lo facciamo? In Veneto sono più avanti, in Veneto giù il cappello, perché già quasi in 200 consigli comunali hanno approvato la richiesta di indire un referendum a livello di regione Veneto. E in Lombardia dobbiamo essere bravi uguali, quindi dobbiamo rincorrere. Però se il Veneto ha un tessuto sociale più compatto e l'indipendenza si sente di più, intanto la minaccia del sindaco di Roma è la prima notizia di tutti i siti e noi dobbiamo ribadirgli qualcosa, però è pronto a bloccare Roma. Pinti, in questi 10 minuti dobbiamo ideare la risposta. Da domenica potrei fermare la città, rischia anche la santificazione dei 2 papi. Cioè a rischio c'è anche Papa Giovanni per i debiti del Comune di Roma. Come sei messo, segretario? Oggi sono a Verona. Intanto che vado a Verona penso a cosa rispondere al sindaco di Roma. No, perché ti stavo proponendo di andare la seconda notizia è Schettino e quindi su quello non abbiamo molto da dire. Sta scoppiando la terza guerra mondiale in Russia. Poi ci sono i grillini che abbandonano, ormai ce ne esce uno ogni quarto d'ora, abbandonano i gruppi alla Camera e al Senato, però che il sindaco di Roma dica blocco la città penso che sia un insulto a tutti i sindaci del nord che hanno risparmiato quattrini in questi anni. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Matteo, sono Massimo, chiamo da Olbia. Prego. So che è stato bocciato grazie all'ostruzionismo della Lega e anche 5 Stelle, mi pare, il Salva Roma. Dice della cosa. Ho letto però che conglobato a quella avevano messo un intervento anche per la Sardegna, sì, perché sono dei furbi, sono dei furbetti. Hanno detto così almeno i sardi devono votare il Salva Roma perché c'è dentro anche qualcosa per la Sardegna. È caduto Massimo di Olbia, però il senso è che in Italia si facciano le cose in maniera corretta come nel resto del mondo. Fai un provvedimento per la Sardegna, per gli alluvionati, che è assolutamente fondamentale e doveroso, ma non usi il $500 miliardi che regali a Roma per coprire... Prendi in ostaggio gli alluvionati. E quindi la Sardegna va trattata da Sardegna, non come succursale romana col cappello in mano. Comunque sul Salva Sardegna, fra virgolette, lì non sono debiti, lì sono alluvioni, come in Veneto, come in Emilia, come in Toscana. Quello è un altro paio di maniche, su questo la Lega, anche se in Sardegna non è presentissima,
farà assolutamente la sua parte. L'importante era non nascondere i debiti di Roma dietro a favore ad altri. Pronto? Sì, pronto? Sì, in onda. Senti Matteo, sono Valentina da Gagliata Lombardo. Prego. A Treviso Sì? si è precipitato il tuo brutto omonimo. Renzi. Perché vabbè. Mario Conte, consigliere comunale, aveva presentato una mozione dettagliatissima, fatta benissimo, sulla Glass-Steagall, separazione bancaria, e l'hanno votata ieri sera a mezzanotte. E quasi quasi l'avrebbero votata il PD e il SEL. Hai capito perché il Matteo Renzi si è fiondato, guarda caso, a Treviso? Però Renzi è furbo, Renzi è furbo, è bravo, a comunicare è bravo, diamo i meriti a chi ha i meriti. Certo che ieri è andato alla scuola elementare ma ha dato buca agli operai dell'Electrolux. Non è stato bellissimo. No, non è stato bellissimo. Andare a fare il comizio dai bambini e schivare gli operai non è stato bellissimo. È un po' facile andare a fare il comizio dai bambini. Anche perché i bambini che ti contestano non li ho ancora trovati. Ci saranno, secondo me arriveremo anche a quello. Pronto? Però... Pronto? Buongiorno. Buongiorno Alberto, Vicentino, miei ragazzi. Grande. No, niente, volevo ringraziarvi per tutta la pubblicità, per quello che state facendo, perché veramente nelle zone nostre, io sono di Due Ville, dell'Alto Vicentino, e non ne sanno nessuno, insomma, di questo pro referendum. Vediamo. Ti ringrazio, io sarò sabato mattina prima a Montecchio Maggiore alle 9:30 e poi a Bassano del Grappa alle 10, dove c'è anche il mercato. Intanto se cerchiamo sul sito www.firmaindipendenza.org, prova a aprire, vediamo che gazebo ci sono in provincia di Vicenza, non tutti perché sono 500 in tutto, però almeno qualche indirizzo vicentino. Pronto? Ciao Moreno, segretario di Lusignano di Isocco Vicenza. Guarda, vedi, sembrano fatti apposta. Ciao. Ciao. Senti, io tutto il giorno sabato sono fuori col gazebo con i nostri militanti, eccetera. Se ti scappa di passare direttrice Vicenza-Padova, ti fa un piacere e ci fermi, così almeno facciamo anche due chiacchiere. Va bene, un abbraccio intanto a te e ai militanti, e se ti scappa di passare qua io dovrò moltiplicarmi perché sono 12 incontri pubblici fra sabato e domenica, quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Vicenza, Altavilla Vicentina, Arzignano, Bassano, Bolzano Vicentino, Costa Bissara, Mason Vicentino, Marostica, Malo, Romano De Zelino, Rosà, Schiavon, Schio, Tezze sul Brenta, eccetera, eccetera, eccetera. Vi posso chiedere una cortesia? Pubblicizzate in questi 2 giorni, visto che non lo faranno la RAI e Mediaset, pubblicizzate il sito dove ci sono tutti i numeri sull'indipendenza del Veneto e gli indirizzi dei gazebo. Il sito è facile da ricordare, com'è Marco? www.firmaindipendenza.org. Abbiamo scelto un nome che centrasse qualcosa. Firmaindipendenza.org. Firma Indipendenza. Se voi all'ascolto in questo momento chiamate 10 amici e gli dite fate un salto su firmaindipendenza.org, vedete che ci sarà una marea. Sabato e domenica ovviamente Radio Padania Libera seguirà in diretta dalle piazze del Veneto tutto quello che succede. Oggi intanto Roma vota i 600 milioni di euro per le missioni italiane all'estero, mentre sbarcano i clandestini in Italia noi andiamo a difendere andare da altri posti dove peraltro non hanno alcuna intenzione di essere difesi però facciamo perdere tempo, direbbe l'ascoltatore. È vero. Non dovremmo, ma ritiriamo tutto, Matteo, scusa, lasciamogli spendere anche questa cosa soldi. Dell'indipendenza, poi il referendum costa, dà fastidio, va bene così com'è, cioè, risparmiamo, stiamo a casa che si risparmia. Cosa facciamo? Ci sentiamo nel pomeriggio, facciamo un'altra incursione? Sì, guarda, in palinsesto. Io ormai nel palinsesto sono veramente il pirata. Va bene. Buon appetito! Buon appetito! Veneto libero. Il principio è quello di dare l'opportunità ai veneti di esprimersi in un momento nel quale anche geopoliticamente tutta l'Europa